dei pezzi da 90 del PDL, ma con lui c'è stato, almeno ai piani alti, una componente fondamentale del Partito Democratico, cioè quella che dovrebbe essere o che dovrebbe essere stata la controparte politica, in due settori sostanzialmente: quello che fa riferimento a Lino Brentano, del quale l'architetto Costantini ha appena parlato, ma poi c'è un'altra componente correntizia molto importante che di fatto ha sostenuto l'opera, che è quella che nel Partito Democratico è chiamata la vecchia ala democristiana, che fa riferimento sostanzialmente al sindaco di Vicenza Achille Variati, giusto per dare un attimo due punti di riferimento in modo tale che si capisce esattamente di quello di cui stiamo parlando. Un'altra domanda che noi ci siamo posti è: chi ha autorizzato la Pedemontana Veneta? Io adesso, ovviamente, per ragioni di brevità ma anche di chiarezza, voglio essere particolarmente sintetico e farò delle generalizzazioni. Spero che chi conosce bene la vicenda mi perdoni da questo punto di vista, per dire che appunto la Pedemontana Veneta sostanzialmente è stata autorizzata contemporaneamente dal governo e dalla regione. Per fare questo è stata creata una struttura speciale che si chiama commissario per la gestione dell'emergenza del settore traffico tra la provincia di Treviso, un nome lunghissimo che è scritto nel libro se volete approfondirlo, e sostanzialmente questo ente, che è un ente di emanazione governativa, è stato quello che appunto ha preso, diciamo, in eredità i progetti che erano stati avanzati in regione e che li ha resi praticabile tramite opzione del progetto di finanza, cioè di una particolare sottospecie di quello che è previsto dal codice dei contratti pubblici, in cui il privato, sempre in linea teorica, si carica della gran parte del costo dell'opera stessa, che poi gli viene ripagato col pedaggio. Questo è quello che almeno viene detto sulla stampa. Poi il problema di fondo è che, andando a vedere le cifre, le cose potrebbero stare in modo molto diverso, ma approfondiremo la questione in seguito. L'altra domanda, l'altro quesito che noi ci siamo posti riguarda invece la costruzione dell'opera stessa, cioè noi nel libro ci siamo chiesti chi costruisce la Pedemontana Veneta. Allora qua abbiamo ovviamente analizzato le misure delle Camere di Commercio, abbiamo fatto riscontri puntuali con i documenti e attualmente quello che in gergo amministrativo si chiama il concessionario, cioè quello che è autorizzato sostanzialmente dagli enti pubblici a costruire il tutto, è una società che, pur chiamandosi Pedemontana Veneta, ha sede a Torino. Si chiama Società Pedemontana Veneta SRL, è appunto una società a responsabilità limitata che ha sede in Piemonte e che è posseduta sostanzialmente da due grandi gruppi. Il 60% delle quote ce l'ha, scusate, mi stavo correndo, ed è posseduta da un gruppo, da una compagine societaria che si chiama SIS, che è un consorzio fra società. Questo consorzio SIS, che è quello che voi vedete lungo i cantieri attuali della Pedemontana col bollino blu, tipo Chiquita per intenderci, questo consorzio SIS a sua volta è posseduto da due altre società. La prima è una multinazionale spagnola, si chiama SACIR, per la completezza Sacyr Baja Hermoso dovrebbe essere la pronuncia corretta, chi conosce lo spagnolo mi perdoni. L'altra società invece è una società piemontese che fa riferimento alla famiglia Dogliani, che è una famiglia di costruttori appunto del Piemonte, con ottimi rapporti con il Partito Democratico locale, ma anche con il PDL, soprattutto l'area che in qualche maniera fa riferimento all'onorevole Scajola. Questo è tanto per capire un attimo chi sono i soggetti. Ora, rispetto alla Pedemontana, nel libro, io l'ho fatto anche con una serie di inchieste sul periodico Vicenza Più, per il quale scrivo e che potete trovare anche nell'ultima edizione qui sul tavolo, abbiamo cercato un attimo di capire se esistessero o meno zone d'ombra rispetto a un progetto così importante che tocca da vicino le popolazioni, non solo sul piano dei costi, non solo sul piano ambientale, ma anche sul piano, diciamo così, della sicurezza sociale, delle possibili infiltrazioni non solo delle organizzazioni malavitose di tipo mafioso, ma in generale di organizzazioni, di soggetti che hanno così la questione della legalità un po' in allergia, diciamo.
E allora andando a guardare un po' le carte e leggendo un po' la stampa nazionale, abbiamo scoperto sostanzialmente che questo gruppo che sta costruendo, questo consorzio che sta costruendo la Pedemontana Veneta, appunto il consorzio SIS, è incappato in Sicilia in un gravissimo problema. In un quartiere, in una zona di Palermo stanno costruendo sostanzialmente, gli enti pubblici hanno autorizzato la costruzione di una metropolitana cittadina, ed è venuto fuori che per l'area, leggendo appunto l'Espresso, è venuto fuori che per l'area che attraversa il quartiere di Brancaccio, questa SIS si è avvalsa di 2 ditte in odore di mafia, di alcune ditte in odore di mafia. E queste 2 ditte non sono 2 ditte qualsiasi, perché a chiedere a queste imprese appunto di occuparsi della fornitura di alcuni servizi e della fornitura di calcestruzzo sono stati 2 pezzi da 90 delle organizzazioni mafiose. Uno è il clan Lo Piccolo, che è uno dei clan egemoni a Palermo, e l'altro invece fa riferimento direttamente al capo, all'ex capo, tuttora capo dei capi di Cosa Nostra, che si chiama Bernardo Provenzano. Queste cose poi le approfondiremo, sono state scritte anche dalla stampa locale. Sostanzialmente i magistrati, ascoltando le intercettazioni di questi mafiosi, si sono resi conto che la SIS, tant'è vero che un suo altissimo dirigente, nonché direttore dei lavori proprio nella tratta che attraversa il quartiere palermitano di Brancaccio, si è dimesso proprio perché aveva deciso di accettare per tutta una serie di ragioni i servigi sostanzialmente di questa società. Ma i punti le zone d'ombra e i coni d'ombra proseguono, e non sono solo questioni che hanno a che fare con la malavita organizzata, ma sono questioni che hanno a che fare anche con ciò che succede nel tessuto economico vicentino, perché tra le imprese a cui sono stati affidati i subappalti per la costruzione della Pedemontana, che è ferma nella parte trevigiana, mentre invece sta piano piano cominciando nella parte vicentina, soprattutto nell'area di Montecchio Precalcino, c'è anche un cantiere logistico a Romano Dezzelino, ma è appunto una costruzione statica. Tra queste imprese noi abbiamo scoperto che ci sono 2 imprese, una è la Girardini, un'altra è il gruppo Miotti, sono 2 imprese vicentine che a metà degli anni 2000, 2004-2005, sono state coinvolte in una grossissima inchiesta per appalti truccati. Ora, anche questo aspetto purtroppo non è stato sufficientemente approfondito, e io da questo punto di vista vorrei fare il primo rilievo. Il codice dei contratti, quello che sostanzialmente regola gli appalti dati forniti dagli enti pubblici e assegnati ai privati, non impone allo Stato o comunque all'ente pubblico solo la necessità di reperire un prezzo basso rispetto alla qualità dell'opera che viene progettata, ma dà la possibilità anche agli enti pubblici di chiedere al privato una serie di requisiti morali molto stringenti. Questo proprio per evitare che il proseguo dei lavori venga in qualche maniera sporcato e inquinato. Sono requisiti di natura etico-morale rispetto alle quali però purtroppo quasi mai in Italia si fa riferimento. Noi abbiamo spesso e volentieri domandato a chi di dovere come mai gli enti pubblici in questo caso non hanno fatto riferimento a queste norme che comunque permettevano di tenere lontano soggetti sui quali c'erano parecchi coni d'ombra. Io non sto dicendo che si tratta di soggetti rispetto ai quali siano stati condanne passate in giudicato, questo no, assolutamente, però poiché chi si occupa di un'opera pubblica deve avere le carte in regola anche da un punto di vista etico, buona cosa e buona norma sarebbe stato che gli enti pubblici, soprattutto da questo punto di vista la giunta regionale, avesse fatto il suo lavoro. Ma poi rispetto alla Pedemontana Veneta, e secondo me questo è in assoluto il peccato originale, c'è un altro problema di mancanza di chiarezza, e mi spiego meglio. Il documento fondamentale che regola i rapporti non solo economici, ma che sostanzialmente fa capire come ci si guadagna, in che modo, come vengono gestiti i lavori, con quali costi, sono sostanzialmente la convenzione economica e il piano economico finanziario.
Questi documenti sono stati sempre negati a quei pochi consiglieri regionali, a quei pochi soggetti che li hanno chiesto, ed è un peccato perché è la legge stessa che garantisce alle persone interessate l'accesso diretto e immediato a questa documentazione. Risulta tra l'altro che Laura Puppato, che è il consigliere regionale del PD, abbia chiesto 8 volte, abbia fatto 8 volte un accesso agli atti, è stato sempre negato. Sempre negato. Tra l'altro oggi sul Corriere Vernizzi dà un'altra versione per cui non ha, perché lui cambia versione ogni giorno, una volta la dà, dice che non si possono consegnare perché è un atto pattizio, cioè un atto fra privati, un'altra volta dice che è un atto, è un contratto, esatto. Oggi dice invece che siccome c'era un ricorso in corso non poteva consegnarlo. Un'altra volta dice che l'Avvocatura dello Stato a Venezia gli dice che non lo deve consegnare. Insomma, se ne inventa una al giorno. In realtà io credo che il problema sia ben più grave, magari spiega un attimino anche questo punto. Questa è come posso dire, è il documento che fornirebbe la prova del 9 rispetto alla quale noi possiamo capire se sta Benedetta Pedemontana, indipendentemente da come si valuti l'ultimo progetto, è una sola, come dicono a Roma, invece un'infrastruttura che ci garantirà una serie di grossi benefici. Ma abbiamo un interesse tutelato per avere accesso a queste informazioni. Io ho detto, caro commissario, ti chiedo di avere copia del piano finanziario e della convenzione, e questa è la risposta che mi arriva, citando tra l'altro la legge di riferimento che mi garantisce questa cosa, che è la legge 241 del 1990, quella comunemente conosciuta come legge sulla trasparenza. La risposta del commissario è stata questa: si riscontra in data 16/3/2012 la nota con la quale è stato richiesto il rilascio di copia convenzione e copia del PEF, che sarebbe il piano economico e finanziario. Considerato che trattasi di rapporto contrattuale al quale il soggetto richiedente risulta estraneo e pertanto, bell'errore di sintassi tra l'altro con pensiero sospeso, e pertanto ai sensi della legge numero 241 del 1990 e successive modificazioni, detti documenti non rientrano nell'ambito del diritto di accesso. Cioè è come se io dicessi, in base alla tal legge io ho questo diritto, e l'altro ti dice no, non ce l'hai in base alla tal legge, senza spiegarmi perché. Allora questo è l'ennesimo caso in cui l'amministrazione regionale o il commissario, perché sembra un po' il gioco dei bussolotti, no? Non si sa mai con chi si ha a che fare, hanno costantemente negato questo tipo di documenti. Io da questo punto di vista, ve lo annuncio qua, chiederò un intervento diretto anche da parte dell'ordine dei giornalisti, perché non è possibile una situazione del genere, cioè, ma anche della magistratura, nel senso, perché dare queste carte non è solo un diritto sancito da tutte le normative europee che riguardano infrastrutture che hanno un alto impatto ambientale rispetto alla popolazione, è una garanzia che viene fornita anche dal codice penale, e quando un'amministrazione rifiuta degli atti che devono essere forniti fa un reato che si chiama, a seconda della fattispecie, rifiuto o abuso di atti d'ufficio. Ecco, da questo punto di vista, considerando anche le preoccupazioni che sul piano di potenziali infiltrazioni della criminalità organizzata ci sono stati, io mi sarei aspettato, per esempio, dai parlamentari veneti di qualsiasi schieramento, perché io qua non voglio entrare nel merito, perché agli alti livelli c'è stato un atteggiamento molto più partisan, come mai questi parlamentari non hanno urlato questa verità, perché si tratta di fattispecie molto gravi. Cioè, io ho visto strepitare gente, per carità, quando a Montecchio Maggiore il sindaco ha negato un pezzo di un pasto a un ragazzino che non aveva e gli ha fatto mangiare panini, per carità, si tratta di cose più che spiacevoli e che vanno senz'altro biasimate, ma qua siamo di fronte a problemi di ordine di grandezza molto più importante, e anche da questo punto di vista io devo dire che il silenzio è stato veramente assordante